Buongiorno telespettatori di Tele4 e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la cronaca, segnatamente con un'altra rissa ieri sera fra via Filzi e piazza Sant'Antonio. A riscaldare gli animi la partita di calcio fra Albania e Serbia, seguita dai tifosi in un locale della zona. L'episodio arriva a poco meno di un giorno da un'altra rissa scoppiata fra Piazza Unità e Piazza della Borsa. A rendere incandescente il clima del sabato sera triestino, ieri ci si è messa anche la partita fra Albania e Serbia, giocata in serata per le qualificazioni al Mondiale 2026. Conclusasi 0-0, verrebbe da dire per fortuna, perché se un pareggio senza reti ha scatenato un parapiglia fra le tifoserie opposte in zona Piazza Sant'Antonio via Filzi, c'è da chiedersi cosa sarebbe successo in caso di vittoria di una delle due squadre. Con tutta probabilità sotto l'effetto dell'alcol si è dunque venuti alle mani, bloccando anche il traffico. Alcuni passanti hanno chiamato il 112, ma all'arrivo delle volanti tutti quanti se l'erano già data a gambe. Nessun ferito in ogni caso ed accertamenti in corso. 24 ore prima, la rissa in Piazza Unità e Piazza della Borsa farà una decina tra pakistani ed afghani. 3 i feriti, non c'è che dire, un bel fine settimana. Furto questa notte ai danni della sagra di Mattonaia. I malviventi hanno portato via l'incasso della serata dall'automobile del sindaco di San Dorligo della Valle Dolina, socio dell'associazione che organizza la Kermesse. Decisamente è stato un sabato sera amaro per il sindaco di San Dorligo della Valle Dolina e in definitiva per tutti quelli che lavorano alla sagra di Mattonaia. Dall'autovettura di Alessandro Coretti, già presidente ed ora socio del circolo culturale Fran Venturini che organizza la Kermesse, è stato sottratto l'incasso della serata di ieri, stimato attorno ai 10.000 euro. Mi è stato chiesto di portare una parte dell'incasso in dei contenitori in legno con i registratori di cassa nella mia vettura che era posteggiata vicino proprio all'entrata. L'ho fatto. Successivamente, dopo 15 minuti o 20 minuti, alcuni ragazzi sono entrati in circo, cioè nella sede qui, e hanno detto è successo qualcosa, qualcuno ha aperto un cofano, il bagagliaio di una macchina, siamo usciti fuori ed è la mia macchina senza logicamente dentro i 2 contenitori in legno e l'incasso, una parte dell'incasso. I malviventi avrebbero agito alla svelta, incuranti del fatto che l'autovettura di Coretti era parcheggiata di fronte ad una casa, ma anche del fatto che vi fossero dei ragazzini che giocavano nei pressi. Secondo le testimonianze, gli autori del furto si sarebbero dileguati a bordo di una Polo dal colore scuro, ma tutto al vaglio dei carabinieri di Dolina, intervenuti stanotte sul posto e nella cui caserma Coretti si è recato stamani per formalizzare la denuncia contro ignoti. Ho chiamato subito i carabinieri di San Dorligo, ho chiamato i proprietari dell'azienda, diciamo, dove avevo posteggiato la macchina, il parcheggio della macchina, e loro abbiamo visionato le telecamere e diciamo che ci sono buone possibilità di arrivare al colpevole. Resta un ulteriore dispiacere. Con i fondi raccolti durante la sagra, il circolo finanzia le proprie attività culturali. La fonte principale di finanziamento è l'organizzazione della sagra paesana, quindi è un duro colpo per il circolo, un duro colpo per tutti i soci, gli associati che lavoreranno qua da 4 giorni, ma sono qua già da 2 settimane per preparare tutto quanto. Ma ce la faremo, andremo avanti lo stesso. E difatti stamani i volontari stavano preparando la giornata di festa come al solito. Vi ricordo, oggi si vota per il referendum fino alle ore 23. Per la giornata di domani i seggi resteranno aperti dalle 7 alle 15. 5 i quesiti per i quali gli italiani sono chiamati al voto, 4 di questi promossi dalla CGIL riguardano la disciplina del lavoro, il quinto quesito è sulla cittadinanza. Anche per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia è arrivato il giorno della liberazione fiscale. Che cosa si intende? Ce lo spiega la CGA di Mestre nell'analisi settimanale sui dati economici del territorio. È arrivato il tanto sospirato giorno di liberazione fiscale. Il weekend appena iniziato è il primo fine settimana liberi dalle tasse. Lo rivela l'elaborazione dei dati compiuta dalla CGA di Mestre. Dopo 156 giorni dall'inizio di quest'anno, sabati e domeniche compresi, anche il contribuente medio del Friuli Venezia Giulia termina momentaneamente di lavorare per pagare tutto il set di imposizione fiscale del nostro paese, costituito da IRPEF, IRES, IRAP, IVA, addizionari, contributi previdenziali, tasse locali e tanto altro ancora.
In teoria da questo fine settimana abbiamo terminato di pagare le tasse, che purtroppo non accennano a diminuire come vorremmo. Sia chiaro, non esistono soluzioni miracolistiche. Con un debito pubblico tra i più alti al mondo, per ridurre seriamente la pressione fiscale dovremmo razionalizzare la spesa pubblica e aumentare le entrate, facendo finalmente pagare le imposte e i contributi a chi lavora in nero e agli evasori fiscali. Ma c'è anche chi in Friuli Venezia Giulia le tasse non le paga. Per i 39.300 evasori stimati nel nostro territorio, il giorno di liberazione fiscale non rappresenta assolutamente nulla. Le stime si riferiscono ai dati Istat riferiti al 2022. Si tratta di occupati irregolarmente come dipendenti oppure completamente abusivi. Per una regione come il Friuli Venezia Giulia, che esporta molto e ogni giorno si confronta con i concorrenti di tutto il mondo, la riduzione del carico fiscale rimane ancora uno dei principali problemi che la politica non ha risolto. Occupiamoci adesso del Cirque du Soleil. Dopo l'innalzamento dello chapiteau e in attesa della prima di venerdì prossimo, cresce l'attesa per lo spettacolo appunto Allegria in New Light, che sarà anche, per certi aspetti lo è già, volano di interesse per Trieste. Vediamo. Credo che debba essere un bel orgoglio per tutta la città avere un evento di questo genere, perché è un evento vero. Tante volte si parla, sì, è un grande evento, questo è un evento vero, basta vedere le immagini che sono state girate oggi, insomma le persone che sono impegnate nel montaggio e poi nella gestione di questo spettacolo. Il direttore organizzativo del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Stefano Curti, riflette ulteriormente sul significato della presenza a Trieste del Cirque du Soleil, inquadrando la tappa triestina della tournée di Allegria in New Light in un contesto più ampio, che va al di là del pure indubbio aspetto artistico dell'intera operazione, da questo punto di vista rivelatasi già vincente. Sappiamo che arriveranno persone da tutto il mondo a vedere Cirque a Trieste e magari scopriranno questa città e poi ci torneranno. Il punto ancora una volta dunque è anche questo, uno spettacolo importante ed in questo caso imponente che diventa veicolo per la promozione della città. Ma le prime conversazioni sull'ipotesi di portare Cirque a Trieste credo risalgano a 2 o 3 anni fa, sembravano ancora così quelle cose che ogni tanto si dice. Una volta concretizzatasi la possibilità di avere a Trieste il Cirque du Soleil, si poneva un problema non da poco, considerata anche la struttura morfologica della città. Trovare cioè un'area non periferica adatta ad ospitare la struttura all'interno della quale lo spettacolo si terrà, come noto, dal 13 giugno al 13 luglio. Valutati anche altri luoghi, si è dunque arrivati all'area del Silos, che aveva tutte le caratteristiche per essere un'area straordinariamente bella, sia per l'impatto proprio visivo che c'è, perché insomma qui intorno abbiamo edifici belli, alcuni che hanno bisogno di un recupero, ma soprattutto siamo in pieno centro. Cirque du Soleil spesso anche nelle grandi città si trova a dover andare in periferia e quindi magari bisogna andarci per forza in macchina. Qui il fatto di poterci andare a piedi per le persone più fortunate che magari abitano nel centro della città o venirci con un autobus urbano o con qualche fermata così è veramente un qualcosa di unico. Si è chiuso il convegno annuale della Società Italiana di Andrologia, ospitato al Centro Congressi. Fra gli argomenti trattati anche quello della fertilità o dell'infertilità. Abbiamo avuto circa 500 congressisti da tutta Italia, tutti andrologi, tanti andrologi affermati, tanti anche andrologi in formazione, tutti quanti sono stati colpiti oltre che dai lavori scientifici dalla nostra bella città, che è sempre un panorama bellissimo per i congressi. Il professor Giovanni Liguori, direttore della struttura complessa di urologia in Asugi, è più che soddisfatto dei risultati ottenuti dal congresso nazionale della Società Italiana di Andrologia, tenutosi nel fine settimana al Centro Congressi. La manifestazione è giunta al 49esimo anno ed ha da qualche tempo come simbolo grafico uno strumento musicale, stavolta un sax, ad evidenziare il jazz, genere che storicamente richiama la nostra città, presente anche nel poster, che è un chiaro riferimento alla Barcolana. Nel corso del convegno, che ha affrontato più aspetti del settore, sono emerse dal punto di vista scientifico indicazioni ben precise. È uscita l'importanza per la prevenzione, che ormai è fondamentale, l'attenzione agli stili di vita, l'attenzione alla nutrizione e poi molto importante anche il trattamento delle problematiche dovute alla cura del cancro,
e alla preservazione della fertilità nei pazienti oncologici. La questione della fertilità o dell'infertilità, secondo il professor Alessandro Palmieri, presidente della SIA, è trattata nel nostro Paese da un punto di vista incompleto, laddove si imporrebbe una riflessione che comprenda ogni aspetto di un problema che rischia di assumere contorni assai più complessi. Viene trattato moltissimo anche da voi, dai media, dai social, ma viene trattato per quanto riguarda la parte economica, sociale. Cioè sembra che in Italia non ci siano nuovi figli per le problematiche della coppia che non trova un domicilio, difficoltà a trovare il lavoro, invece no, c'è un calo assoluto della fertilità sia del maschio ma vale anche per la donna dagli anni 50, cioè sono 75 anni che lo spermiogramma, quindi il valore della fertilità per il maschio, è in calo assoluto, quindi bisogna fare un percorso che colpisca entrambe le cose, la parte culturale, la parte sociale delle risorse economiche, ma anche la parte che riguarda noi clinici, noi medici. Prima del collegamento con la sala operativa della Polizia Locale, soltanto l'ultima ora di un incendio scoppiato in un cantiere in via 30 ottobre all'angolo con piazza Sant'Antonio attorno alle 12, vigili del fuoco accorsi subito sul posto, la situazione è sotto controllo, al momento non risultano persone ustionate, i passanti sono stati allontanati per precauzione. Adesso il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale, c'è l'agente Cernecca se non mi sbaglio, buongiorno. Buongiorno a lei, assistente, buongiorno. Mi sente? Sì, perfetto, prego. Sì, bene. Sì, buona domenica intanto a lei e a tutti i telespettatori. Grazie. Allora inizierei appunto con la notizia che ha appena dato dell'incendio. Noi siamo in ausilio ai vigili del fuoco per questioni di viabilità e di chiusure. Passerei alla mattinata che ci ha visto ci ha visto per interventi di routine concernenti a divieti di sosta e rimozioni, anche se domenica ci sono stati varie richieste appunto per queste tipologie di interventi. E per quanto concerne gli eventi di oggi, ricordo solo il BioEst al comprensorio dell'ex OPP, dove sono presenti divieti di sosta e fermata con rimozione sulla via Vais e in via Valerio, ed è stato effettuato un senso unico in direzione appunto di via Valerio dal civico 12 della via Vais. E ancora una cosa, ricordo che sulle rive i parcheggi della zona antistante all'attracco della nave sono interdetti, per cui non è possibile parcheggiare. Per la giornata odierna non avrei altre cose da riferire, per cui le ritornerei la linea e augurando una buona domenica. Grazie assistente Cernecca, buona giornata e buon lavoro. Grazie. Chiudiamo con il meteo, vediamo la situazione generale. Nel pomeriggio sera di quest'oggi un fronte atlantico lambirà l'arco alpino favorendo instabilità specie in montagna. Da domani si consoliderà l'anticiclone subtropicale che garantirà tempo stabile per tutta la settimana. Le temperature aumenteranno progressivamente e il caldo inizierà a essere più afoso verso il fine settimana. Per domani dunque al mattino cielo nuvoloso in montagna e sulla pianura e variabile sulla costa. Dal pomeriggio schiarite sempre più ampie, specie verso la costa dove sarà in prevalenza sereno. Di notte al mattino soffierà bora sostenuta sulla costa e sulla pianura più orientale e moderata sul resto della pianura. Poi dal pomeriggio calerà progressivamente di intensità. È tutto, ci vediamo alle 19:30. Buon pomeriggio.